Ben ritrovati, buon venerdì sera. Countdown da parte del governo Monti sulle politiche del lavoro. Il ministro Fornero aveva promesso che entro il 23 si sarebbe partorita una riforma e parrebbe che intenda mantenere questa data. Ormai siamo davvero a ridosso di questo giorno, che è nella prossima settimana. Quindi abbiamo intitolato questa trasmissione dedicandola all'articolo 18 e usando una parola, un'espressione tecnica di un ministro tecnico, di un governo tecnico. Perché sorride così? No. Ma povera ministra Fornero. No, è simpaticissima. Appunto, io la trovo simpatica, una che usa l'espressione paccata. Se l'avessi usata Berlusconi vorrei vedere cosa avrebbe detto a Filippini. Ma sì, andiamo a leggere la riforma prima. No, ma io lo sto... Lo prevede. Si possono trovare anche gli aspetti, perché questo è un governo che dimostra la sua non desuetudine, ma poca abitudine nei mezzi di comunicazione, perché tra sfigati, paccate e quant'altro ogni tanto usa terminologie inconsuete per un governo. Assolutamente inconsuete, ma questo è anche, posso dire, il bello del fatto di avere un governo tecnico e in questo caso anche una donna come Elsa Fornero. Mi dispiace, a me è simpatica. No, ma posso dire, anche a me, io sono fra quelli che credono che le sue lacrime, quando parlò dell'adeguamento delle pensioni, fossero sincere. È che l'idea di base era folle, ma le lacrime della Fornero secondo me erano sincere. Per parlare di questo, di altro... Ma molto più vere quelle degli italiani, però. E questo invece Salmè ci siamo spostati veramente dalla parte opposta, perché siamo su un colore politico che è in tinta con il suo maglione, tanto per essere chiari. Allora, governativi, abbiamo Rosanna Filippin, governativa. Pare Faccia di così, sì. non mi allunghi il collo come se fosse... Visto che il B risponde al mio segretario, ABC, sì. Governativa. Dottor Fioravanti, mi sembra che la situazione migliori, perché prima avevamo un governo di tecnici non votato dalla gente ma voluto dai banchieri e una maggioranza che faceva fatica a dire sostengo questo governo o meno, erano tutti un po' timidi. Adesso vedo che finalmente il Partito Democratico, l'UDC forse lo ha sempre fatto in maniera più coerente, comincia a sostenere finalmente questo governo in maniera più esplicita. Benissimo che si assumano le loro responsabilità. La credibilità di questo governo l'abbiamo vista in campo internazionale. Zero. Una figuraccia dietro l'altra. Sul piano economico, ma io vorrei, i nostri politici che sostengono questo governo, ma le cronache le leggono? Cioè noi abbiamo le banche che non danno più un euro né alle imprese né alle famiglie. La Banca Centrale Europea ha sostanzialmente commissariato l'Europa mettendo il suo burattino a governare, presta soldi all'1% alle nostre banche che lo prestano poi a noi all'8-9%. Questo è il governo che doveva far ingoiare a tutti gli italiani una serie di provvedimenti che un governo politico non avrebbe mai potuto fare. Chissà come mai. Perché per fare queste cose ci vuole un governo di servi. Servi dei banchieri e dei mercanti che li hanno messi lì senza le elezioni. Quando vedo sta riforma, che prima è stato detto, che colpisce i precari, è l'esatto contrario. Se guardiamo le reazioni a questa riforma del lavoro, guarda caso, è contraria alla Confindustria, è contraria ai sindacati. Quando una riforma scontenta tutti, vuol dire che ha colpito il segno. Ma è un teatrino! No, ma scusi, ma se la sei, scusa, ma te la sei eletta? È un teatrino! Te la sei eletta? Io ci scommetto che troveranno la cosiddetta quadra, perché è tutta un teatrino, non c'è nulla di vero. Invece questa riforma, per me, io me la sono letta oggi e devo dire che questa finalmente è una riforma seria. Il tavolo è un teatrino, buoni per noi, per il popolino, non è un teatrino, quello che ci fanno vedere. Vabbè, se non si può parlare, teatrino sarà queste certe destinazioni sue, saranno teatrino, che ci hanno portato l'Italia di una politica di irresponsabilità. Finalmente, certo. oggi, responsabilità questa nostra. Non eravate al governo. Scusi, è incredibile. Guarda, finalmente questa riforma finalmente dà sicurezza al precariato e riduce il precariato. Sto dicendo che non è che dobbiamo per questo cominciare a piangere, a batterci, è chiaro
che siamo in una situazione in cui abbiamo avuto per anni una finanza che invece di aiutare l'impresa ha aiutato a speculare su se stessa, una crisi finanziaria mondiale che è ricaduta sull'economia reale perché è una finanza fuori dalle regole, e abbiamo oggi questa crisi internazionale ricade in un paese come l'Italia con debito pubblico elevato, che dal 1992 ad oggi è passato da 750 miliardi di euro a 2000 miliardi, e fino a un anno fa qualcuno ci diceva che non c'era nessun problema. Quindi non è che ci sia la bacchetta magica, qui dobbiamo salvare innanzitutto dal fallimento del paese e un po' alla volta rimettere in moto l'economia e le cose. È bene che l'euro resti? Ma ci mancherebbe altro, allora, sono già falliti. Sull'euro, Gianni Sartor... Non è la colpa della moneta, è colpa della politica. Scrive, infatti è saltato prima Prodi dell'euro e Beniamino la mortadella ha detto AUG, cioè... però io non so perché ci sia anche questa... Prima bisognava fare gli europei all'euro. Ha detto giusto in questo modo. Cioè, ha detto la finanza ha creato la crisi. Ma come? Le banche hanno creato la crisi e il popolo deve pagare la crisi. Che si faccia pagare la crisi a chi l'ha provocata. E invece chi l'ha provocata ha messo questo governo di fantocci a fare i suoi interessi, cioè i banchieri. C'è un piccolo problema che si chiama sistema finanziario mondiale. C'è una proposta che è stata fatta da vari governi, compreso questo, diversamente da quello precedente, che si chiama ad esempio Tobin Tax, cioè la tassazione delle cosiddette manovre speculative o transazioni speculative. Transazioni finanziarie. Transazioni finanziarie che di solito... vabbè. No, l'ho preciso perché proprio ieri sera ho visto un servizio delle ieri in cui i parlamentari non sapevano cos'era la Tobin Tax. Finanziarie che qualche volta, o il più delle volte, si chiamano come le terra speculazioni. È un problema però di carattere mondiale, perché altrimenti se la Tobin Tax ad esempio non viene diffusa in tutta Europa, è ovvio che le transazioni finanziarie si spostano semplicemente laddove non sono tassate e il problema l'hanno risolto. Detto questo, posso modestamente, sommessamente ricordare una cosa. No, adesso parlo io, chiedo scusa. Governo dei banchieri, però, gli altri è il governo dei politici. I vertici dell'Associazione Italiana delle Banche in questo momento sono dimissionari. Perché? Perché un po' per ripicca il Parlamento ha votato, per il momento è un emendamento di cui non si sa che fine farà, però per il momento c'è, quel provvedimento per quanto riguarda le commissioni sugli scoperti, sulle aperture di credito, che le banche per esempio vorrebbero che fossero tolte perché sostengono che questo crea 10 miliardi di danno. Allora evidentemente non è che sia tutto a favore delle banche. Ci danno 10 e ci tolgono 100. È una cosa incredibile. È sempre così. È una cosa incredibile. Banca è un'impresa, comunque gli errori, scusi, ma gli errori... le imprese non governano i paesi, in questo momento governano i paesi. Infatti, in questo momento c'è un governo finalmente un governo che è tanto stato tempo dai banchieri, indicato ma dai sta banchieri. Dicendo? Abbiamo un banchiere nel governo che è ministro dell'economia. Fortuna, almeno sa di che cosa si tratta. Abbiamo un ex banchiere del governo che le l'economia, ma ci rendiamo conto? Vabbè, comunque che faccia parte della Guardi, cose vere anziché dei tornette come per quello di prima. Parlavo di voti che espressione dei banchieri italiani. La decisione del Parlamento che lo legittima. Non conta più nulla il Parlamento. Il Parlamento è stato commissariato. Io direi di mettere un certore perché se ci parliamo addosso non capisce niente nessuno. Perché allora uno lascia finire il ragionamento, poi parla l'altro. Facciamo i replay che ha interrotto 3 volte prima. Facciamo i replay. Di queste situazioni così drammatiche che sentiamo. E questo francamente è inaccettabile. Un ministro che governa la nazione può parlare in quel modo del popolo che amministra, offendendo gli italiani. Cioè non solo non è stata eletta questa ministro, ma offende anche noi. Scusi, ma dovremmo ringraziare questo governo che ci ha salvato dall'abisso che ci ha portato, certamente, perché non è certo le offese agli italiani non sono una cosa seria. Stava parlando di una cosa seria. La stessa cosa a cui mi sono con le chiacchiere si sono allora parliamo di cose vere, non era vera questa affermazione. Lo sappiamo tutti che con questa crisi economica le aziende che volevano fare selezione del loro personale in esubero o che magari ritenevano in qualche modo doverli mandare via l'hanno già fatto. Per cui se vogliamo usare questo bruttissimo termine, le aziende che volevano in qualche modo fare selezione l'hanno già fatta, non c'è bisogno adesso di fare delle guerre di religione sull'articolo 18. Il punto qual è? Noi abbiamo dei problemi che veramente vanno a monte certamente di questo governo, ma che questo governo non vuole affrontare.
Si diceva il discorso della moneta, non è vero che diciamo un ritorno alla moneta nazionale non potrebbe risolvere alcuni problemi, non si vuole affrontare. C'è il problema di una competizione internazionale, non lo si vuole affrontare. Sembra che tutti i problemi che abbiamo sono domestici, non è così. Non è Filippini, così. questo governo affronta i problemi centrali del Paese e li risolve? Questo governo ha appena iniziato ad affrontare i problemi di questo Paese. Forse non ci ricordiamo che questo governo non c'era 3 mesi fa. Cioè sono poco più di 100 giorni che c'è questo... L'articolo 18 è centrale? Ma l'articolo 18 capisco che è il totem, No, ma è l'ultimo delle tasselli della riforma. Infatti Stefano che scrive perché? Che palle con l'articolo 18, infatti, cioè per fare un perché per la fare un vera, esempio. posso ricordare, scusatemi, Uno per volta, scusatemi, adesso uno per volta, prego. Perché l'oggetto della contesa in questo momento, allora, il problema, l'oggetto della contesa in questo momento, lo stavo ricordando poco fa, sono soprattutto 2. L'articolo 18 è l'ultimo del tassello, sono gli ammortizzatori, la riforma degli ammortizzatori e soprattutto come finanziarla, perché questo è il grosso problema. Il secondo è riuscire a sconfiggere il problema della precarietà, perché in Italia è stata fatta la cosiddetta flex security dimenticando la security. C'è stato solo il flex. Ma sono tutti... No, non è vero, ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere. L'ha fatta il PDL, l'ha fatta il Posso ritornare? Posso ritornare al futuro? Allora, concentriamoci per il futuro. Il problema, ripeto, è come si finanzia una riforma che prevede l'estensione degli ammortizzatori, il cosiddetto quello che viene chiamato con quell'acronimo se non ricordo male, ASPE, cioè assegno per l'impiego. Siccome per lei la Fornero, ministra, non ha messo in mostra altre doti, quali? Intendo dire semplicemente riconoscendo che una volta tanto in questo governo ci sono donne in posizione di chiave centrali, ricordo che sono 3, giustizia, lavoro e... Madonna, ho un attimo di amnesia, giustizia, lavoro e interno. No, anche la televisione. Interno, i ministri, no, le ministre. Che sono lì per indiscutibili, credo, almeno i signori maschi qui presenti lo riconosceranno, indiscutibili doti personali che non sono l'aspetto fisico, va bene? È un dato positivo che in questo paese finalmente si abbia fatto che chiederemo è quella di avere i voti, il consenso del popolo, in democrazia, il consenso del popolo. È il Parlamento votato dal popolo, non il governo. Ah no, non si vota nel governo. Quando abbiamo votato l'altra volta non abbiamo votato una maggioranza del governo. La supremazia dell'economia sulla politica, abbiamo però votato la Presidente del Consiglio. Stava sostenendo sto governo, posso ritornare al problema? Ma insomma, il problema è come si finanzia la riforma degli ammortizzatori e l'eliminazione in grande parte della precarietà, cioè come possiamo assicurare la security in un paese dove abbiamo fatto soltanto la flex. Allora, le possibilità sono 2, o aumentiamo l'imposizione fiscale e sappiamo già di essere a livelli impossibili, oppure riusciamo a fare una riforma dello Stato, la riforma della spesa pubblica, ma questo significa mettere mani, ai poteri che, hai voglia, è una battaglia. Volevo replicare alla Rosanna perché fa una premessa che è sbagliata. Quando eleva all'ennesima potenza il valore di questo governo, dimentica che questo governo è di fatto il paravento di un fallimento della politica. Questo di fatto. Allora voglio dire, se Ministro dell'Economia, se Ministro dell'Economia, anziché chiamarsi, se Ministro dell'Economia fosse Stefano Valdegamberi e avesse come dirigente del Ministero Monti, farebbe meglio, perché Stefano sarebbe il mediatore tra le esigenze dei cittadini e la scelta politica. Voi avete come dire, abiurato questo titolo, abdicato in questo senso a favore dei tecnici, perché avete dei panni sporchi da lavare e questo è il vostro problema. Ma alla fine del tunnel, cara Rosanna, non troverete quel sole che sperate di trovare.
troverete un sistema ancora più tecnocratico che non vi permetterà di riprendere in mano la rappresentanza dei cittadini. Mi verrebbe una battuta cattiva, i sondaggi dicono esattamente il contrario, ma siccome non mi interessa niente, Rosanna, i sondaggi dicono il contrario, sai perché? Perché a voi fa comodo delegare la